quartetta una forma netta una ca. Fui una festa e per fuori balcone, non sa che bandiera per tutta la città. Ma se ne vai in un babà, ma regina voleva mangiare. Fui a cussica con la farina, un bello guaglione facette cantare. Poco dai la bandiera e colore, pensai in un momento, ricette maestà. Due pumarulelle, custa mozzarella e una fronda resta. Poi un forno voletta a picciare, primi peppa faccia assaggiare. Che la pizza mandai a Parigina, perciò Margherita la vetta chiama. Navola, o racconta da Navola, facci pure le video, legge la storia e sta bella Navola, o Navola, facci pure le video, legge la storia e sta bella città. Gennarina a Pozzuoli cresceva, parlava che la gente soltanto è Gesù. Ma c'è stava chi non ci credeva, in un giorno di settembre voletta affronta. Controlliamo niente può fare, ma sapeva che Dio stava là. E a così maraviglia saglietta, e ho messo io che male sapetta fermare. C'era un principe senza casato che aveva cambiato la sua identità, diventato un attore importante per tutta sta gente, era il grande Totò. E contento morì in povertà, aiutato tanta gente a casa. Chi tu principe e chi tu muore, ma quando la via ci ha saputo portare. Racconta una Navola, facci pure le video, legge la storia sta bella città. Una notte ero in barca a Sorrento, in un mare elegante vestito di blu, sotto un cielo pezzato di stelle, da un vecchio terrazzo qualcuno cantò, una voce cantava per me. Non vedevo nessuno perché era il canto del grande Caruso che il mare l'aveva tenuto per sé. Così te mi sta sola, le parole sapiste inventare. Sta canzone che è scritta a Sorrento, oramai tutto il mondo da sape cantare. O racconta una Navola, facci pure le video, legge la storia sta bella Navola. O racconta una Navola, facci pure le video, legge la storia sta bella Navola. O racconta una Navola, facci pure le video, legge la storia sta bella. Ed eccoci qua, buonasera a tutti gli amici sintonizzati come sempre sulle nostre frequenze di Radio Napoli Centrale, doppie frequenze live quotidiane qui sulla nostra live streaming della nostra pagina ufficiale Facebook targata Radio Napoli Centrale, sempre in compagnia di Salvatore Alvino e come sempre al mio fianco, alla mia destra, c'è sempre il prof Gaetano Donatellis. Buonasera a te Salvatore, buonasera a tutti gli amici vicini, lontani e lontanissimi. Prof, tanti auguri di buon compleanno. Grazie. E già arrivano anche in diretta i primi saluti e i primi auguri per il prof Gaetano Donatello. Prof, quanti anni hai fatto oggi? 32. No, 32 sono quelli che mi mancano per arrivare a 100 anni. Ah, ok. Allora 68.
così dicono. 68 anni, però te li porti bene, dai, prof. Come me chi ti conosce dal vivo, diciamo, sei ancora pimpante, arzillo, frequente sul territorio, a casa, in famiglia, sei colui che ancora sei la roccia della famiglia, diciamo. buon compleanno da parte mia, dalla mia famiglia e di tutti gli amici che pian piano si stanno collegando alle nostre live e alle nostre dirette qui di Centrale. Non dimentichiamo mai di condividere le nostre dirette qui, la nostra chi ci può ascoltare da casa, oppure ci potete ascoltare come sempre tramite il nostro canale della nostra web radio di Radio Napoli Centrale. Prof, allora arrivano già i primi saluti e i primi auguri. Buonasera, buon anno, ci siete mancati in questi giorni. Al prof di buon compleanno Francesco Vallifuoco. Buonasera Francesco. Grazie Francesco e buonasera anche a te. Francesco Vallifuoco, più presto stasera, sì, stasera siamo andati in onda un po' prima, 18:30, che è quello l'orario del nostro consueto appuntamento qui su Radio Napoli Centrale, perché a parte che oggi è il compleanno del prof, quindi stasera potrebbe essere impegnato con i nipotini, figli che giustamente vanno ad omaggiare il padre e il nonno per gli auguri del suo compleanno. E poi chi mi segue dal mio profilo ufficiale Facebook, come avete potuto notare, oggi mi sono dato alla cucina. Ho cucinato io, allora devo finire lavare i piatti. Già l'ho lavati, prof, pian piano che finivo le cotture e tutto, ho già rassettato tutto e ho pulito tutto. Però devo sì, bravo, sì, prof, però nello stesso momento devo finire l'opera, diciamo, devo mettere, come si vuol dire, la pendola dell'acqua sul fuoco, e giustamente se mi mangi un mese la devo finire una cosa, no prof, devo anche mettere i piatti a tavola, allora l'ultima giornata di ferie che ho che posso passare in famiglia. Quindi ho deciso oggi di dedicarmi alla famiglia, diciamo, anche a livello culinario. Praticamente, prof, ho preparato una bella genovese fatta a mestiere, pezzi di carni selezionate, cotture che stanno ancora sul fuoco, che sta andando alla genovese, sta lì che sta cuocendo piano. E poi ho preparato che puzzo per tutta la casa. Sì, vabbè prof, ma non è puzzo, quando è odore di mangiare, diciamo, non è una puzza, è odore quando si cucina nelle case, diciamo. Scherzavo, perché la genovese è un primo piatto che io mangerei un giorno sì e un giorno no. Allora, prof, arrivano anche gli auguri dell'amica Patrizia Principale. Tanti auguri, questi sono gli auguri che arrivano dalla signora Patrizia Principale, che ci sta seguendo qui in diretta live streaming della nostra pagina ufficiale Facebook targata sempre Radio Napoli Centrale. E poi ci ha raggiunti in diretta anche il fratello Agostino Donatellis. Auguri a mio fratello, tanti auguri prof, che ti gira Agostino Donatellis, e colgo l'occasione per salutare zia Agostino, zia Rosaria e a tutti i membri della sua famiglia, Giuseppe, Raffaele, con le rispettive mogli e figli. Buonasera, buon anno a tutti. Mi associo a tutti i saluti e un grazie a fratello. Allora, poi c'è il commento dell'amico Francesco Vallifuoco che dice è profumo, sì, esatto, è profumo di quando si cucina in casa. Allora, prof, oggi è la prima puntata del 2021, no, prof? Stasera ci siamo riuniti, come diceva il buon Edoardo. Come diceva il buon Edoardo De Filippo, è la prima puntata dell'anno. Allora, prof, vicino agli auguri di buon compleanno, auguri di buon anno a te e a tutti gli amici che ci ascoltano sempre nelle nostre doppie live, nelle nostre doppie dirette. Auguri a tutti di buon anno. Come puntata di inizio d'anno, prof, era giusto e doveroso farla nel pomeriggio in musica della nostra amata Napoli, della nostra amata terra. Quindi abbiamo deciso oggi di omaggiare il nostro pomeriggio neomelodico un po' particolare, perché non andremo ad ascoltare canzoni di solito che trasmettiamo qui in diretta nei nostri pomeriggi in musica neomelodici, ma andiamo ad omaggiare artisti che stanno sul palco campano. Arrivano anche Zia Donatellis, come si vuol dire mamma. Auguri di buon compleanno. Sorella da Piccerella. Grazie sorella.
Allora, prof, prima di iniziare il consueto appuntamento musicale qui su Radio Napoli Centrale, è giusto e doveroso lasciarti i minuti iniziali delle nostre dirette per salutare e omaggiare tutti coloro che ci ascoltano ai tuoi gruppi Facebook e dai gruppi WhatsApp. Ti rubo solo pochi secondi. I primi che vado a salutare sono i nostri due sponsor, il supermercato Cumana della famiglia Russolillo, sito in via Cumana 23, fuori Grotta, Napoli, il ristorante Demetere in via Santa Chiara 49 di mio genero Renato Guida. Saluto tutti gli amici dei miei gruppi, tutti gli amici di Facebook e tutti gli amici dei miei gruppi WhatsApp, gli amici vicini, lontani e lontanissimi. Allora andiamo subito in musica. Apriamo il nostro pomeriggio musicale qui su Radio Napoli Centrale, ascoltando una voce di un artista dell'Interland napoletano. Andiamo ad ascoltare il brano dell'amico Franco Laudati nel suo ultimo lavoro discografico dedicato a colui che il 25 novembre ci ha lasciati. Stiamo parlando di Armando Maradona. L'artista Franco Laudati è stato così capace di realizzare in poco tempo un singolo che sulla rete sta andando a gonfie vele. Ottimi i dati delle visualizzazioni che arrivano da YouTube, e colgo l'occasione anche per salutare il manager Ciro Sibillo, che è stato colui il nostro tramite per farci conoscere l'artista in questione. Quindi andiamo subito in musica, andiamo in apertura di trasmissione nel nostro pomeriggio neomelodico. Andiamo ad ascoltare insieme dalla mitica voce di Franco Laudati il brano Maradona. Franco Laudati. Sul mare da un pallo a diventare campione da sta città con emozione, si sta di morire per noi e ritte sono napolitane fuori mare, pure se sei nata qua troppo lontana, ma si una stella che ci sta guardando a cielo e Napoli chiagna per te. Maradona, Maradona, non so poi scurda chi si sa. Maradona, Maradona, possa cielo piece grande. Maradona, Maradona, si sapesse quanto manca sta città. Ti ricordo belle tutto il mondo, chi t'ha conosciuta ritiro santo, con una mano fatta parlare a tutti quanti, a mano ti è saputo da. Maradona, Maradona, un colpo sta di salvucare. Maradona, Maradona, resta sempre. Storia e finalmente si mi campione che nata non so poi scurda chi si sa. Maradona, Maradona, cielo piezza grande. Maradona, Maradona, si sapesse quanto manca sta città.
simpatica voce di Franco Laudati abbiamo ascoltato il brano Maradona, bel brano, ultimo lavoro discografico dell'artista dell'Interland napoletano, artista giulianese. Invitiamo a tutti coloro che ci seguono qui su Radio Napoli Centrale di far sentire il nostro caloroso abbraccio, di andare sul proprio profilo ufficiale Facebook Franco Laudati, mi piace, segui i suoi profili e di condividere l'ultimo lavoro discografico dell'artista Franco Laudati nel brano Maradona. Poi a breve lo avremo anche come ospite qui su Radio Napoli Centrale, omaggerà di una breve intervista per così presentarci nello specifico i vari lavori discografici che in quest'ultimo periodo sta finendo di fare. A breve uscirà anche il videoclip di questo brano, stanno in lavorazione. Gli auguri di Radio Napoli di condividere insieme il suo percorso discografico, e colgo l'occasione anche per ritornare a salutare il suo manager Ciro Sibillo. Buonasera e grazie di vero cuore per aver scelto di pubblicare il proprio brano qui su Radio Napoli Centrale. Allora, prof, andiamo sempre con i saluti iniziali che facciamo sempre qui su Radio Napoli Centrale. Le linee dello studio di Cavo vanno a vento, tutti quanti che ti chiamano, che ti omaggiano, è giusto che sia, sì, è molto bello. A proposito, ho i saluti per te e per tutta Radio Napoli Centrale, da Zia Fortuna da Caserta. Un abbraccio, Zia Fortuna, buonasera a tutti, alle figlie, a tutti quanti, buona serata e buon anno a tutti, anche la Serta. Ci ha raggiunti, prof, in diretta anche l'amico Eugenio Polverino, amico collega che ci ascolta da Pozzuoli, zona Monteruscello. Buonasera Eugenio, a te e la tua splendida famiglia, buon anno. Buonasera Eugenio e tanti auguri. Allora, prof, andiamo a salutare anche gli amici che ci ascoltano da Catania, nella fattispecie dei saluti quotidiani dell'amico Maurizio Federico, Ettore Muzio, Ivano Serra, Nino Chisari, Giuseppe Sapienza, gli amici che ci ascoltano dalla Camera Esposito. Inoltre vado a salutare anche la nostra assidua ascoltatrice Giuseppina Esposito, che ci ascolta ancora da Tenerife, Spagna. Chi meglio di lei, prof? Ha passato al sole le festività natalizie, queste ancora di inizio d'anno. Buon anno anche a te Giuseppina, tua figlia Lucia, la nipotina, a tutti anche lì un abbraccio a Tenerife. Un saluto Alessandro che ci ascolta, Alessandro Barone che ci ascolta da Londra. Buonasera a tutti. Prof, adesso andiamo alla un po' di attualità che la nostra amata terra non si fa mai mancare, delle notizie che arrivano quotidianamente. Andiamo subito nel caldo della serata di ieri sera, che purtroppo la città di Napoli è stata messa in prima pagina, in primo piano. Poi lo sapete, no? Qualsiasi cosa succede a Napoli viene montata tutto un palcoscenico attorno, no prof? Purtroppo. Certo. Stiamo parlando del fatto accaduto ieri sera a Capodichino. Gennaro, un rider di varie attività come quelle di Globo, Uber e quant'altro, mentre stava svolgendo la sua serata lavorativa. Grazie a lui che ci arrivano e ci sono arrivati specialmente nel primo down, in questi divieti di zone rosse, arancioni, bianche, che di sera chi vuole ordinare un panino da McDonald's, chi vuole cenare giapponese, cinese, chi vuole farsi una solita pizza ormai napoletana, grazie al sacrificio di queste persone che sono per strada, anche loro contro il Covid, attrezzati sì di mascherini, igienizzanti e quant'altro, però rischiano la vita per garantirci un servizio nelle nostre case. Andiamo al racconto, prof. Ieri sera verso le ore 21 su tutti i social di tutte le testate e emittenti giornalistiche campane, anche dai tanti profili Facebook di varie persone del posto di Calata Capodichino, è uscito fuori un video di una rapina di 6
contro uno di 6 balordi, di 6 ragazzini che poi stamattina sono stati anche arrestati, prof, si è saputo ragazzini, ancora qualcuno dei quali ancora non maggiorenne, ancora in tenera età, 6 contro sono afferrati contro quel povero Ryder Gennaro, persona cinquantenne, ex macellaio, anzi ha lavorato per tanti anni nel campo della macelleria, in sprovvista di lavoro per mandare avanti la famiglia, sta effettuando il lavoro di rider, diciamo, per proprio portare come si dice, la a casa, no prof, come si vuol dire, la pagnotta a casa. E niente, questi 6 bravi ragazzi, se così li possiamo chiamare, cosa hanno deciso di fare intorno alle 21 a Calata Capodichino? Di effettuare la rapina per strottargli il motorino che gli permetteva a Gennaro di fare le consegne, motorino che neanche di sua proprietà, ma prestato dalla figlia, perché lui non è automunito, motomunito, diciamo, si era fatto prestare questo motorino dalla figlia per scendere a lavorare e per fare le consegne. Non solo è stato il motorino come rapina, ma è stato anche aggredito, preso a pugno, a calcio. Addirittura si vede nel video che uno degli altri 2 motorini gli anche verso le gambe, sale su un piede, fino a quando lo buttano a terra tramite il sacco, la cartella del globo, lo tirano a terra, fin quando non si prendono il motore, scappano via in discesa Calata Capodichino. Subito tanta solidarietà, sia a parole, in messaggi, ma poi c'è stato anche una persona che cosa ha pensato di fare proprio nel caldo della cosa, a pochi minuti dall'accaduto. Ha pensato di far partire una petizione, un'iniziativa di raccolta fondi per riacquistare il motorino a Gennaro. Tutta Napoli ha risposto presente. Sono stati raccolti ad oggi 11.500 euro, ma la nota positiva che mi va di in diretta su Radio Napoli Centrale: il difensore della Lazio Farias ha fatto una donazione, prof, di 2.500 euro. A caldo, diciamo. Poi ieri sera subito, dobbiamo dire, le forze dell'ordine, al momento della chiamata dell'arrivo delle forze dell'ordine sul posto, hanno iniziato subito le ricerche, hanno subito preso al racconto dei fatti dell'accaduto, e stamattina è arrivata la notizia tramite in diretta, mentre stava registrando un video con l'assessore Borrelli a Piazza Municipio. In diretta hanno avuto una telefonata che erano stati individuati i 6 balordi che hanno effettuato la rapina. Sono stati subito si sono recati le forze dell'ordine presso le loro abitazioni, presso ai loro appartamenti. Si dice che i balordi vengono dalla zona di Secondigliano, tratto da zona Terzo Mondo, Rione dei Fiori, e qualcuno anche delle Case Nuove. Addirittura, prof, l'intelligenza, cosa è successo? Il motorino rubato non è stato neanche nascosto, addirittura uno dei balordi lo teneva parcheggiato fuori casa. Infatti c'è la foto sui profili Facebook dell'assessore Ciro Borrelli, che insieme a un poliziotto fuori a un'abitazione di una persona che ha fatto la rapina, c'era il motorino parcheggiato fuori casa sua. Diciamo, neanche l'intelligenza, diciamo, a nascondere il motorino, diciamo, prof. Un commento a caldo, prof. Non c'è niente da commentare, Salvatore, perché se sei contro uno per rubare un motorino che una volta rivenduto vale niente quasi. Sì, esatto, vabbè, perché non si dica loro per altri scopi. Ma spero che addirittura i motorini, lo spero per loro, però proprio per classificargli uno stato di intelligenza. I motorini utilizzati ieri sera per fare la rapina del motorino in questione, spero che erano motorini rubati, diciamo. Non credo che erano motorini privati loro che hanno fatto la rapina. Non voglio... non lo vorrei mai pensare una cosa del genere, però purtroppo è accaduto. Adesso siamo qui a raccontare. Diciamo che, tra virgolette, il signor Gennaro sta bene, solo segni di lividi sulla parte bassa del colpo preso, perché fortunatamente lui in testa portava il casco, giustamente, che guidava il motorino, che
portava il casco, quindi le botte prese in testa sono state attenuate dal casco e giustamente i lividi al giorno dopo, neanche a 12 ore dall'accaduto, si sono solo visualizzate, diciamo, sulle parti basse, gambe e quant'altro, pancia, giustamente le botte, i calci e i cazzotti che ha preso il povero signor Gennaro. L'augurio non solo di noi Radio Napoli Centrale, ma l'augurio di tutta Napoli che l'iniziativa presa anche a livello lavorativo, che poi stamattina è stato emanato anche un'attrazione solidale, stesso dall'assessore Ciro Borriello, quello di fare un appello alle catene di supermercati, perché ricordiamo che il signor Gennaro è un macellaio a tutti gli effetti. È partito subito un'altra propaganda lavorativa per il signor Gennaro, a quanto pare c'è stata una risposta molto forte della città di Napoli. A quanto pare il signor Gennaro poi lo racconteremo in maniera più specifica. Credo che a breve verrà assunto anche presso un supermercato e riprenda a fare il suo lavoro da macellaio e ritorna quanto prima alla sua vita normale. Allora, prof, ritorniamo ai saluti che in diretta dai commenti qui di Radio Napoli Centrale. L'amico Eugenio Polverino ci fa gli auguri di buon anno che abbiamo già ricambiato a lui e alla sua splendida famiglia. Grazie di vero cuore, Eugenio. E poi ci ha raggiunti in diretta anche Giuseppe Donatellis, figlio di Agostino. Auguroni, zio. Grazie Giuseppe, un bacione a te, Fabiano, e ai bambini. In allegato ha scritto anche: siete grandi siete sempre voi che ci omaggiate quotidianamente nelle nostre live, nelle nostre dirette. Ricordiamo che le nostre sono sempre doppie dirette targate Radio Napoli Centrale, sia nella live streaming della nostra pagina Facebook, e stesso sulla nostra pagina Facebook c'è il link in descrizione del nostro canale web radio. Non dimenticate mai di mettere mi piace alla pagina e condividere le nostre dirette, perché noto qui su Radio Napoli Centrale è sempre il solito chiunusim più bel parim. Prof, adesso ritorniamo in musica. Un'altra artista partenopea, sempre oggi è il nostro pomeriggio in musica neomelodica. Abbiamo ascoltato il primo brano in programma dopo la sigla iniziale della ormai il brano Napoli di Gigi D'Alessio, Gigi Finizio, Sal Da Vinci, e dalla mitica voce collaborazione di Lucio Dalla. Abbiamo ascoltato l'artista Franco Laudati nel suo ultimo lavoro discografico, nel brano Maradona. Ricordo sempre di andare a mettere il mi piace alla pagina di Franco Laudati e di far sentire all'artista partenopeo il calore di tutti noi di Radio Napoli Centrale, e colgo sempre l'occasione per salutare il manager Ciro Sibillo. Adesso andiamo ad omaggiare una voce femminile, una bella voce, prof. Parlo dell'artista Marianna Nappo, che ci fa ascoltare il brano Tra poche ore. Marianna Nappo. Ci si vede per l'estate, sarò via per qualche mese. Vivere non è sognare, o forse sì, a quanto pare. Sono bianche queste strade, tutto è diventato neve. Forse sai questo colore sta iniziandomi a piacere. Si fa un po' freddo ma
va tutto bene, vedrai che passerà tra poche ore. Lo sogno vola a un lieto fine, questa è la mia realtà ed andrà bene. Ma che strana sensazione, sotto i piedi può tremare come un guasto del motore, mai la terra vacillare. Sai papà, però sto bene, stanno già per arrivare, poi capisci che il rumore più assordante non sentire. Si fa un po' freddo ma va tutto bene, vedrai che chiamerà tra poche ore. Lo sogno vola a un lieto fine, questa è la sua realtà ed andrà bene. Per quelle volte in cui scordiamo quanto è lento il tempo, quando le ore sono pietre, blocchi di cemento. Ti sto chiamando e non che sta succedendo, dove è finito ricopiato, il mondo sta crollando. Se ci la passeranno i giorni e sentirò odore, perché sei forte, sfidi il tempo e niente le paure, che tanto tu verrai con me fuori al di là del mare, e nel mio cuore tu continuerai a sognare. Che puoi volare finché sei dentro me, non c'è confine. E dalla mitica voce di Marianna Nappa abbiamo ascoltato il brano Tra poche ore, brano dedicato alle vittime di Rigopiano. Però essendo il nostro pomeriggio in musica, andiamo a vedere se l'artista Marianna Nappo, eccola qua, adesso vi faccio ascoltare un altro brano dell'artista Marianna Nappo nella voce napoletana, perché è il nostro tema della giornata della programmazione musicale di oggi. Andiamo ad ascoltare di nuovo l'artista Marianna Nappo nel brano Mil Culur. Marianna Nappo. Zaneva una giornata sola, e teneva sto bisogno, si è arrivata per mi regalora, ma parola non può sapere. Se una notte ora sta scetata, diciamo la sembra verità, perché la vita tu sono innamorata, e tutto tempo mi te voglierà. Se passasse un minuto o no, non me ne accorgessi, io sai perché si ingrata era scende sapore a ogni cosa che sta attorno a me. Solo tu in oscura sei trovato mille colori, in te mano mi trattiene che sto cuore penso d'amore, sta insieme a te, girasse tutto il mondo per sempre. Mi ricorda ancora l'emozione prima di avere, ma sbatteva troppo forte cuore, perché
che teneva ancora sguarnite, ma tu giuro che non è passata, quando ti guarda ancora sai me va. Tu mi appartieni, sono fortunata, perché mo sa qual è la verità. Nascere insieme non me innamora, e un diamante non si può spezzare, come se stesse una combinazione che riesce a non fa lontana. Solo tu in t'oscura sai trovare mille colori, in te mano mi trattiene chi sono i passi d'amore per stare insieme a te. E girasse tutto il mondo a bene per venire con te. Sì, ma stai vicino, non tengo paura, e se da lontana non mi sento sola, perché ormai lo sai, se tu te pensiera, perché tutto il mondo ormai sei solo tu. Riendo scuro sai trovare mille colori, riendo in mano mi trattiene che sto cuore pazzo d'amore che sta insieme a te. Girasse tutto il mondo, e girasse tutto il mondo a vera. E dalla mitica voce di Marianna Nappo abbiamo ascoltato il brano Mille Color, la splendida voce femminile dell'artista partenopea Marianna Nappo. Anche qui invito a tutti gli amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Napoli Centrale, di filo ufficiale di Marianna Nappo, e mettere i mi piace e seguire l'artista in questione. Prof, prima di continuare con il nostro programma musicale dedicato oggi nel nostro pomeriggio in musica, per caso hai i numeri sotto mano per causa Covid-19 della regione Campania? Ce l'ho sott'occhio. Vai, prof. Allora, nelle ultime 24 ore c'è un ritorno fastidiosissimo in cuffia. Vai. I nuovi contagi sono 10.800 e purtroppo ci sono ancora 348 vittime. In Campania c'è stato un leve rialzo dei casi positivi, sono ad oggi 747 e i deceduti sono 31 in Campania. Numeri ancora sono in aumento, diciamo, la curva dei contagi non tende a calare, prof. Ma anche perché i tamponi sono diminuiti, allora capite, è più facile che il numero dei contagiati tende ad aumentare. Prof, è uscito un altro DPCM, hai capito qualcosa? Ci puoi spiegare qualcosa? Adesso zona gialla, zona arancione, zona rossa, zona bianca, ci sei sotto questo punto di vista? No, penso che la correzione ultima verrà con un decreto che stanno discutendo e verrà discusso entro le 21 di questa sera. Allora, come si tende a prorogare la zona rossa, addirittura si parlava di far diventare bianca tutta l'Italia dopo il 15 gennaio, ma purtroppo, visto l'andamento dei casi, penso non sia possibile. Notizie per i commercianti, ristoratori, pub, ristoranti, c'è qualcosa di nuovo? Niente, qualche novità? fin quando sarà qualche zona arancione ci sarà sempre la possibilità di stare aperti fino alle ore 18 e poi fare da sport fino alle... E ancora diciamo, questi poveri commercianti, questi poveri gestori di bar, ristoranti e pizzerie ancora vittime di questo Covid-19, con la speranza e con l'auspicio che quando prima ritorneremo tutta la normalità, ritornerà tutta la normalità, se bastino i fondi che lo Stato sta emanando per quest'ultimi, perlomeno di mandare avanti le proprie famiglie, no, prof?
io penso che invece di fare tanti bonus per monopattini, biciclette, carrozze, carriole, questi soldi andrebbero investiti nelle piccole imprese e per tutti i lavoratori che sono a cassa integrazione e del posto di lavoro, invece di donarli, perché in effetti è proprio un regalo fare questi bonus per è uscito bonus monopattini, ma acquisto biciclette elettriche. Ma è pure inverno, che se ne fanno su monopattini e sta bicicletta? Inverno duro che si sta abbattendo sulla nostra Napoli. Purtroppo nei giorni scorsi, che è l'ultima cosa molto triste, e guarda, anche un po' meravigliato da quello che è successo, perché il sindaco di Napoli Luigi è stato molto vivo negli ultimi anni del suo mandato da sindaco di Napoli. Ci teneva tanto a mantenere tutto quello che è attratto dal turismo qui di Napoli. Come ben sapete, negli ultimi giorni dell'anno 2020 finalmente è andato via quella brutta mareggiata che è andata a scena a Via Caraccio, dove tutti i locali, tutti i ristoranti del posto sono stati distrutti dalla potente mareggiata, che l'acqua del mare addirittura, prof, è entrata nei propri locali, addirittura onde che sono arrivate anche fino al primo piano dei palazzi circostanti al lungomare liberato. Addirittura si è andato in frantumi anche l'arco borbonico sotto il luogo della colonna spezzata, no, prof? Tutti noi napoletani. Si chiamava, lo chiamavo anch'io, Uciavacona Villa. Uciavacona Villa. Era l'ultimo tratto di una rete fognaria che fu costruita proprio dai Borboni. C'era una fogna che ci bucava lì. Era da tempo che stava lì in maniera abbandonata, diciamo, solo adesso, dopo il cedimento della struttura in muratura del regno borbonico, è andata giù. Adesso si sono messi in moto le attività comunali per ripristinare questo reperto storico che era lì da decenni, diciamo, prof. Allora facciamo una cosa, prof, ritorniamo in musica. Sono molte cose abbandonate a se stesse, Salvatore. Esatto, prof. Con la scusa del Covid non si sta mettendo mano a niente più. Grazie a Raffaele, barbiere per eccellenza. Barbiere familiare per eccellenza. Ritorniamo in musica, andiamo ad ascoltare un'altra voce giovane della nostra bella Napoli, nel nostro palcoscenico della musica neomelodica napoletana. Artista che sta spopolando sul web grazie all'applicazione dei TikTok ormai di ultima generazione. Vi voglio far ascoltare il brano Non voglio sapere niente, tratta dall'artista Enzo Barone. Ancora non ti vedo, che stai nata sera, che mi fa incazzare. Poi sbagliato qualcosa, ma sai non riposo, se tu non stai qua. E mi sono nata storia, che tocca a vola, e ti vestito proprio come mi piace a me. Non voglio sapere niente, stasera ci vedremo. Manno ma posizione, sto venendo a te vita. Non voglio sapere niente, stasera ci vedremo. Appieno a tutto quanto innamorato tu stai qua. Tu mano a mano con me, io bocca a bocca con te. Alzare il volume, sta canzone è per te. Scendenga a pigliare, pochi minuti a aspettare, perché stasera io con Napoli è bloccata la città. Sono fatti 5 mattina e mo' margellino è più bello con te. C'è chiuso nero che rosa, e mo' sta sorpresa come la già fa.
parli che st'amore e di te storia metto che sta insieme a me. Non voglio sapere niente, stasera ci vedremo, ma non mi posizione, sto venendo a te pigliare. Non voglio sapere niente, stasera ci vedremo, appena tutto quanto innamorato noi sta qua. Tu mano a mano con me, io bocca a bocca con te, alzare il volume, sta canzone è per te. Scendo te venga a pigliare, pochi minuti a aspettare, perché stasera io con Napoli è bloccata la città. Dalla mitica voce di Enzo Barone abbiamo ascoltato il brano Non voglio sapere niente, brano che sta spopolando sull'ultima app musicale di video. Chi oggigiorno non ha mai fatto un TikTok? Solo il prof non ha ancora fatto un TikTok, vero prof? No, tengo solo i tic. Solo i tic. No, come mi ricordo i TikTok. Bravo. Allora, prof, andiamo adesso alla lettura di qualche notizia che arriva dal mondo del web, sito di informazione di Radio Napoli Centrale, sempre il solito, il messaggero.it. Allora, Gran Bretagna, nuovo record di casi, 58.780 nuovi casi nella Gran Bretagna. Johnson parla alla nazione, si va verso il lockdown. Nuovo record giornaliero di contagi da Covid nel Regno Unito, dove i casi censiti nelle ultime 24 ore toccano oggi quota 58.784 casi, su un numero di tamponi salito ieri a quasi 430.000. Il primo ministro britannico Boris Johnson si rivolgerà stasera alla nazione dagli schermi della TV per formalizzare la già preannunciata nuova stretta anti-Covid. Di fronte all'ultima impennata di contagi nel Regno Unito al ritmo di oltre 50.000 al giorno, alimentata anche dalle varianti del coronavirus individuate più di recente. Lo rende noto dicendo che il governo Tory ha anche deciso di convocare mercoledì il Parlamento prima della fine ufficiale della pausa natalizia per dibattere delle nuove misure e chiedere un voto di sostegno. Prof, anche la Gran Bretagna se la sta passando. No, quella che mi preoccupa sono queste varianti del coronavirus. Speriamo che non bisognerà cambiare il vaccino. Speriamo, il vaccino che sta dando i suoi numeri, tante persone vaccinate in Italia. C'è sempre la guerra dei Novax che va avanti, ma giorno dopo giorno, prof, vengono sempre annientati le idee dei Novax, perché tutti i medici coinvolti al caso Covid stanno dando spiegazioni specifiche quotidianamente al vaccino e a tutti i benefit del vaccino del Covid, no prof? Speriamo che sia così. Speriamo. C'è stato un caso di una persona vaccinata, dopo 3 giorni è risultata positiva al coronavirus. Prof, adesso però ha detto degli scienziati biologi che per avere effetto il vaccino devono trascorrere almeno 10-15 giorni dall'inoculazione e poi attendere la seconda dose, il richiamo. Allora, prof, adesso andiamo alla lettura invece sempre di una notizia che arriva sempre dal sito del messaggero.it.
Emma Marrone e Alessandra Amoruso arriva un nuovo brano, Pezzo di cuore, il primo duetto tutto salentino. Si chiamerà Pezzo di cuore ed è il titolo del singolo di Emma Marrone e Alessandra Amoruso, per la prima volta in un duetto tutto made in Salento, in uscita il 15 gennaio. Gli indizi di una collaborazione fra le due erano arrivati già nelle scorse ore su Instagram, quando entrambe avevano pubblicato un conto alla rovescia e alcune immagini insieme relative all'esibizione in Arena di Verona. Infatti, come possiamo notare dai propri profili Instagram, si vedono le due artiste salentine che sono insieme aspettando il countdown dell'uscita del loro ultimo successo, che arriverà in rete il 15 gennaio. Prof, adesso andiamo in musica. Vi voglio far ascoltare un'altra voce napoletana, un'altra voce giovane. L'abbiamo ascoltato di recente nelle vesti dell'artista Fabio Serino nei brani Avitabili. Sappiamo che era un artista di strada che lo si poteva trovare a Via Scarlatti. Le sue esibizioni di Pino Daniele, Enzo Avitabile e James Enese hanno fatto sì che l'artistino potrebbe cavalcare successi e palcoscenici importanti nella nostra amata Napoli. Adesso vi voglio far ascoltare il brano Quello sguardo come il mio, brano inedito proprio dell'artista Fabio Serino. Uscirò dalla tua vita se è questo che tu vuoi davvero. Se mi chiedi d'andar via, ma non d'essere sincero, me ne andrò da dove venni senza aver quel che ho bisogno. Me ne andrò in silenzio in tasca, porterò quel vecchio sogno. Ma se proprio devo dare, dammi almeno una risposta. Dimmi cosa è quello sguardo, se è un invito o una proposta. Quello sguardo preoccupato quando mi allontano un poco. Quello sguardo un po' geloso mentre con le altre gioco. Quello sguardo che si posa quando io sono distratto. Quello sguardo così strano che fa diventarmi matto. Quello sguardo così attento quando non ci sono io. Dimmi cosa è quello sguardo come il mio. Sguardo che mi sfiora ogni volta che lo penso, come petali di un fiore che danzano nel vento. Quello sguardo così attento quando non ci sono io. Dimmi cosa è quello sguardo come il mio. Sguardo così attento quando non ci sono io. Dimmi cosa è quello sguardo come il mio. Yeah, 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 yeah.
Dalla mitica voce di Fabio Serino abbiamo ascoltato il brano Quello sguardo come il mio. Ricordiamo che Fabio Serino, come abbiamo detto prima dell'ascolto del brano, era un artista di strada che lo si poteva incontrare nelle vie vomeresi di via Scarlatti. Adesso ha intrapreso la sua carriera. L'augurio e l'auspicio di noi di Radio Napoli Centrale di portare sempre in alto i nomi della nostra amata Napoli. Prof, ritorniamo sempre in musica, facciamo ascoltare un po' di brani. Sempre sulla piattaforma attuale TikTok si sta spopolando un nuovo artista partenopeo che ha fatto anche nell'ultimo lavoro discografico di Gigi D'Alessio una partecipazione proprio nell'ultimo lavoro di Gigi D'Alessio. Sto parlando dell'artista Joelier, brano che migliaia di utenti stanno facendo le esibizioni video. Chi per caso vuol vedere i TikTok in questione potrà benissimamente andare sull'app mondiale di TikTok e scrivere Fuego dell'artista Joelier. Noi ve lo facciamo ascoltare oggi in diretta. Andiamo ad ascoltare il brano Fuego da Joelier. E poi son Gopu Beach, Funicas, fra. Tengo un amigo que me habla narcos, da secondigliano. A Santo Domingo, gol, abbiamo fatto gol, abbiamo fatto gol. In giro per Milano, vesto Valentino e mi guarda da lontano e dice che so il fuego, 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 fuego. A 180 Miami, Danny portami un Audi, vogliono farmi fuori anche gli americani. Ma io gliel'ho detto, sono italiano, forse non mi avrà capito, quindi gli ho sparato. Non hablo contigo se non sei mio amico, non hablo contigo se non sei mio amico, non hablo contigo se non sei mio amico. Tengo i soldi assai, come faccio un dico. Non muovono chilo, se muovono pacche, si non può pazzo, gira chi pazzo. Scrivono pizzeri da prima classe, a roba fanno 1 milione fatturato. Guarda che fan, tengono una gang, non tengono una femma, ma tengono un clan. Sembra che tutto suona che però ho parato 1 milione da banco, sto accesa fissa. Pena una serie poi sempre bis, chiuso da suite faccio business. Insieme a nati pagatori Van Cliff, rindo un Mac, tengo l'invidia e te rapper. Sono che incendano un range, tengo un'amica che sta c'è, la spessa facendo una già piso 4 feste perché tengono su meet. No chi lulla insieme wappa ma copa per chi ministra. Ha già picciato un plant da stanza con un shake, ha già fatto busti sordi solo con una penna big. Non hablo contigo se non sei mio amico, non hablo contigo se non sei mio amico, non hablo contigo se non sei mio amico. Tengo i soldi assai, come faccio un dico. Lo killer ora in gola fra mi sento come Ramses. Con 2 cubani in gola e non ci parlo, faccio solo sex. E guaglione già pronto a fa fuego. Se te mai non ti dico te trovo in da casa che passa montagna sta luego. Non mi vire sto cielo che nuvole stelle in estate mai grazie a nessuno. Non mi pare compagno là fuori già pronto che a 9 28 a 31. Tutti si dicevano non avevano idee. Parlano troppo non fanno per me. Quando fai wap mi fanno fare. Scendo tutta marea, coppa alla semediana. Tengo contatto buona e sudamericana. Venimmo e ti un golle tutta scena italiana. Tu sapi come faccio i soldi, tu dico rimane. Non hablo contigo se non sei mio amico, non hablo contigo se non sei mio amico, non hablo contigo se non sei mio amico. Tengo i soldi assai, come faccio un dico. E dalla mitica voce di Joelier abbiamo ascoltato il brano Fuego. Prof, adesso andiamo alla lettura, facciamo un po' il punto della situazione per quanto riguarda il ritorno del campionato di Serie A
vista il fermo, la sosta natalizia e la notizia del giorno che adesso è ufficialmente aperto anche il calciomercato invernale. Ci sono tanti giocatori a parametro zero che già da oggi si potrebbero accordare con le nuove squadre, con le nuove proprietà. Prof, lo sai, sul mercato a parametro zero ci sono tanti giocatori illustri e importanti che in questa potrebbero fare la differenza. Addirittura ad oggi a parametro zero si può acquistare anche la stella argentina Lionel Messi del Barcellona. Sarebbe bello, prof. Cosa ci nega di sognare, prof? Nulla, no? Non dico oggi, già a partire da gennaio. Ma se il Napoli potrebbe fare, anzi non è il Napoli che potrebbe fare un pensierino a Messi, ma se Messi potrebbe fare un pensierino di vestire quella amata maglia del Napoli, ormai neanche Messi con un ritorno, con un arrivo a Napoli potrebbe prendere la numero 10. Ma sognare è lecito, no, prof? Che sarebbe bello se Lionel Messi potrebbe approdare alle pendici del Vesuvio, no, prof? Sì, ci faremo indossare a 10 bis. 10 bis. Allora, prof, facciamo una cosa, andiamo Salvatore, ci vuole sempre la squadra per Messi. Sì, vabbè, ma i parametri proprio economici non ci sono, prof. Che mi hanno fatto addormentare. Non ci sono proprio i parametri economici per accordare un ingaggio a Messi. Messi prende oltre 40-45 milioni di euro all'anno, diciamo, non ci sono proprio le basi, addirittura almeno che non si potrebbe fare come è successo ieri, la colletta del Rider, non potrebbe nascere un'azione popolare di pagare lo stipendio a Messi, diciamo. I tifosi del Napoli nel mondo sono oltre 2 milioni, se la matematica non è 1 milione. Carlo Seterei, tifosi del Napoli, io dici magnatevi lì sotto. Prof, 100 euro per 2 milioni di euro ce la fai? Ti rimane pure spiccia forman. Prof, ce la possiamo fare. Fuochi d'artificio a Fuorigrutte in questo momento. Allora, prof, facciamo una cosa, la lettura dei risultati della 15ª giornata di Serie A trascorsa in questo weekend calcistico. Ricordiamo che nel giorno dell'Epifania ci sarà di scena la 16ª giornata di Serie A, turno infrasettimanale. Allora, andiamo alla lettura dei risultati della 15ª giornata. Inter Crotone 6-2, Fiorentina Bologna 0-0, Parma Torino 0-3, Roma Sampdoria 1-0, Atalanta Sassuolo 5-1, Genova Lazio 1-1, Cagliari Napoli 1-4. Bella la prestazione del Napoli a Cagliari, degli uomini di mister Gennaro Gattuso. Spezia Verona 1, Benevento Milan 0-2, è il prof che ride. Juventus Udinese ha chiuso la 15ª giornata di Serie A giocando il posticipo serale della domenica sera alle 20:45. La Juve batte l'Udinese 4-1. Invece nel giorno dell'Epifania alle ore 12:30 aprirà la giornata di Serie A con Cagliari Benevento, poi alle 15 si giocherà Bologna Udinese, Lazio Fiorentina, Crotone Roma, Sampdoria Inter, Atalanta Parma, Torino Verona, Sassuolo Genova. Alle 18 ci sarà allo stadio di Armando Maradona di Napoli Spezia. Alle 20:45 chiuderà la serata il big match dell'Epifania, Milan Juventus. Bel match, diciamo, con la speranza che finirà un bel pareggio, così Napoli potrebbe riprendere qualche punticino sulla capolista Milan e di mantenere perché qualche. Se vince in Milan non è meglio. No, perché poi allunga la scia dei punti a ridosso del Napoli, prof. La speranza è sempre l'ultima a morire. Prima abbiamo parlato dei sogni fin quando la matematica non ci condannerà. Io spero sempre in un Napoli vincente. È il sogno di però il Napoli deve affrontare sempre uno Spezia. 3-0 primo tempo, prof. È ufficiale. 3-0 primo tempo. Allora, perché quando il Napoli gioca di squadre, diciamo, poche classificate, mi delude sempre.
Prof, poi c'è stato il tanto sempre osannato punto negativo che arriva da Napoli, in questo caso della Società Sportiva Calcio Napoli. Andiamo a parlare di quello che è successo nella fattispecie al giocatore Osimhen, che ha approfittato delle vacanze natalizie concesse anche dall'allenatore, che ieri a Sky, dopo il match contro il Cagliari, come sempre mister Gennaro Gattuso gli ha messo in diretta il suo bel faccione accordato con il calciatore. La società hanno deciso di mandarlo in Nigeria per passare le festività natalizie. Poi, come ben sapete, il 29 dicembre è il giorno non solo del mio compleanno, ma anche il giorno del compleanno del giocatore nigeriano Osimhen, dove è stato ripreso da un video che balla con tantissime persone in una capanna nigeriana senza misure di sicurezza anti-Covid, con tante persone vicino e addirittura con soldi che piovevano dal cielo. Dulcis in fundo, il giocatore nigeriano al rientro qui a Napoli, prima di far parte del gruppo squadra, è stato sottoposto, come tutti i calciatori che non hanno partecipato alla bolla familiare dell'anti-Covid, è stato sottoposto al tampone, al risultato del tampone positivo. Il Napoli, Gattuso gli ha fatto il mega cazziatone di turno grande quanto una casa. Adesso si attende solo della multa che non tarderà ad arrivare dal patron Aurelio De Laurentiis. Si parla di una multa per il calciatore nigeriano di 250 euro, giusto per fargli capire cosa ha fatto in un momento un po' particolare della vita di tutti noi in causa Covid-19. Prof, cosa ne pensi? Ma ti posso dire, Salvatore, io non so come abbia fatto addirittura in Nigeria Osimhen. Se io non potevo andare a Melito, come ha fatto lui ad andare in Nigeria? Non lo so. Bah. Allora, prof, facciamo una cosa, ritorniamo in musica. Abbiamo fatto ascoltare qualcosa che non mi convince, capito? Sì, prof. Abbiamo fatto ascoltare tanta voce giovane della musica neomelodica dei tempi d'oggi. Adesso vi voglio far ascoltare un brano neomelodico a tutti gli effetti, una storia della musica neomelodica, di un artista neomelodica a tutti gli effetti. Parlo dell'artista Mauro Nardi. Dalla voce di Mauro Nardi mi va di farvi ascoltare nella nostra scaletta neomelodica il brano Innamorarsi, Mauro Nardi. Sapessi come trema ora, perché con te mai sicuro. E giustamente non sei mai contento. Ti stai pigliando pure la vita mia, ma non c'hanno 18 anni tu. Chissà se è solo mia o la voluta Dio. Innamorati, che vado con me non ci succede. Innamorarsi, due sforzi che è voluto appena ieri. Innamorarsi, pure ci da nascondere una valore. Se ne basta cuore, ma bisogna forse di vedere. Ma caccia fa, sono migliaia senza nombre scurre. Chiudo una caccia e chiudo mani e bene, facendo guerra a chi ci appartiene. Eh sì, quando sto sulla sera con me stesso, si pensa che se non ti avessi mai incontrato le cose vecchie mi avessi accontentato. Una storia non è fatta in un momento, perché è troppo poco di me cade lunga. Mi sa che rimane tutto stanca e gli trema troppo la paura, perché st'amore non serve a niente.
mi succede innamorarsi che sforte che è venuto appena ieri, innamorarsi pure ci deve nascondere padrone, serve sto cuore aveva bisogno amore c'è da vedere, ma caccia fa somigliare che senza nombre scuro, giù da caccia e giù da mani e bene, facendo quella chi ci appartiene. Sono vigliacche senza nombre scuro, giù da caccia e giù da mani e bene, facendo quella ciccia ma appartiene. E dalla mitica voce di Mauro Nardi abbiamo ascoltato il brano Innamorarsi. Prof ha fatto la storia, no, Mauro Nardi, con questa canzone, con questo brano? Sì. Prof, ci sa qualche... Mica solo con questo. E con quale altro, prof? Sei tu? Sei stata tu, Mauro Nardi. Poi si è dato un po' alla tipo balera discoteca con Stella Innamorata, che mi piacerebbe ascoltare. Come fa? Come si chiama? Stella Innamorata. Stella Innamorata. Volevo dirti che vai, prof. Sono andato a controllare che Osimhen non è partito dall'Italia, è partito dal Belgio dove stava in convalescenza. Sì, perché ha Forse avuto un infortunio alla spalla. Sono diverse. Ha avuto l'infortunio alla spalla dove, sempre in accordo con il mister Gennaro Gattuso e la società, è stato sottoposto a delle visite specifiche lì in Belgio. Poi ha chiesto autorizzazione alla società, automaticamente poi la società ha già fatto gestire la cosa allo staff tecnico, dicendo se poteva andare in Nigeria a passare le festività natalizie. È stato accordato con l'auspicio di mister Gennaro Gattuso. Poi lì è successo il quarto d'ora di squongico, no, prof? Si può dire? Sì, ho visto un po' di video, è mortificato. Sì, veramente una brutta cosa fatta da Victor Osimhen. Prof, visto che è il tuo compleanno, andiamo a esaudire. Sono ragazzi, sono ragazzi, devono crescere. Sono ragazzi. Prof, andiamo a esaudire una tua richiesta, ne approfitto sempre per farti gli auguri di buon compleanno. Ti dedichiamo noi di Radio Napoli Centrale una tua richiesta musicale, sempre dall'artista Mauro Nardi, il brano Stella Innamorata. Goccia di caffè, caruto in mezzo mare, parlami di te, ti guarda che mi piace tu, ma che sì, che mi piccia nel brivido, ne, ma perché io ti vedo e torno a nascere, balli e le trecce sulle spalle, che muova che be musica, sei magica, mentre le tue anche leggere ondeggianti mi invitano a ballare. Stella innamorata, non te chiedo nada, solo una baciata per parlare con te. Stella innamorata, sei sulla mia strada, finta che sta vita ci mancava tu. Toccami le mani, toccami la bocca, la
contro te, il tempo dell'amore venga preso a te, come mi dice il cuore tu, ma chi strada stai rubando stanama, io, ma chi so, che per te mi sente perdere, palle eleganti affusolate hanno un fascino magnetico, mi attirano, passo dopo passo, girando, girando, ti sciogli in pietà a me. Stella innamorata, non ti chiedo nada, solo una baciata per parlare con te. Stella innamorata, sei sulla mia strada, finta che sta vita ci mancava tu. Toccami le mani, toccami la bocca, la mia bella scotta per sta voglia di te. Stella innamorata, splendida e dorata, non esiste nada bello come te. Stella immaginato sempre il mondo a modo mio, ma è stato inutile. Ho dato un voto provvisorio pure a Dio qualche domenica. Con le mie mani ho conosciuto anche me stesso un po' di più. Ne carezza per se fa mamma, e non suona chi sto pianoforte che mi fa cantare, ma il desiderio che non può avverarsi mai, sempre il solito. Non è Parigi, il sole caldo dello Hawaii, yes, a vedere Napoli. Facciamo finta che per un momento stiamo passeggiando per la tua città. Si ne presta pure gli occhi tuoi, dai colore a quello che dirai. Si potesse fare Napoli, Marcellina non può morire. Quando stessa ma cucina che venisse a casa America, ci mettesse una settimana per parlare pure e solo mi cantassero tu. Si porta con me a una valigia lacrime che ti fa tornare in America. Voglio napolitani che danno tempo stanno in casa là. Quanto amore parli della tua città, però non piangendo, Gigi, no, no, no. Telefonare adesso non è il caso, dai, stop it.
sarebbe stupido. Questa è la voglia pazza di parlare, fa dimenticare le 6 ore in più. Portami ancora nella tua età, l'ho visitata solo per metà. Si potesse vedere Napoli, Marcellina dopo morire, quando stessa ma così che venisse a casa America, ci mettesse una settimana per parlare un'italiana, e sono mia cantasse pure tu. Si ti porta con me a Napoli, in da Napoli e fa tornare in America, voglio napoletani, che tanto tempo stanno in casa là. Napoli's really beautiful, man. Mentre la notte saluta sta città, insieme a me sta cuccata un caccia sole, e cominciano a fare rumore tutte voci che sto quartiere, a tua gente fa spese per sparagnare. Tutto che sta appartiene pure a te, una volta per chi lontano, piove su di un margellino, solo per una cartolina, quando freddo è più forte ti puoi scarfare. Pure tu non ti trovi lontano a casa, pure tu sei una parte di questa città, sai parlare come parlano quelli là, ma si sembra napoletana, viene sorda e si poverello, viene qua, non fa soffrire a mamma, ma la tua forza Dio stiamo a pigliare, ti metti sempre in una preghiera, che ti c'ha sera prima e sa dormire. E zitto zitto chiacchieri in scuro, perché tu non stai e si fa morire. No, tu non ti puoi cagnare, viene dentro la di casa tua, perciò ti prendo non pensa a nessuno, e chi cerca di fermare giù a Napoli, mamma. Sono passati 10 anni che stai là,
e sto tempo da rada non innamorato e sto cuore napoletano e questo donato bene perché lo con gelosia non si può fare pure a te sto solo da vieni qua prende cose d'anni fa non pensare che è difficile a ritornare trova forza che accedere come quando non si chiude viene qua non fa soffrire a mamma sta malata forza Dio siamo pigliati ti metto sempre in una preghiera che ti stasera prima sa dormire e se tu zitti chiagneri in due scuro perché tu non ci stai e si va a morire no, tu non ti puoi cagnare vieni a vedere la di casa qua perciò ti prego non pensare a nessuno e chi cerca di fermare non è più importante la problema perciò ti prego non pensare a nessuno e chi cerca di fermare non è più importante la carrellata musicale di Gigi D'Alessio effettuata live qui su Radio Napoli Centrale. Mi è arrivata una telefonata urgente di lavoro, ho dovuto rispondere alla telefonata, quindi perciò è andata un trittico di brani dall'artista Gigi D'Alessio. Prof, un'ora e mezza di trasmissione scoccata in questo momento. Vado sempre con gli auguri personali da me e di tutti gli amici di Radio Napoli Centrale per un buon compleanno, i tuoi 68 anni. Stasera metterai il video mentre spegnerai le candeline? Ma penso di sì. Allora attenderemo il videoclip dello spegnimento delle candeline del prof Gaetano Donatellis qui su Radio Napoli Centrale. Andiamo con l'ultimo brano in programma in questo pomeriggio neomelodico in musica targato Radio Napoli Centrale. Però prima di ascoltarlo, prof, lascio sempre i minuti finali delle nostre trasmissioni per dedicare i saluti a tutti i tuoi gruppi Facebook e WhatsApp. Allora saluto i nostri due sponsor, il supermercato La Gran Comana della famiglia Russolillo, il ristorante Demetre di Renato Guida, chef Biogenero, tutti gli amici dei miei gruppi di Facebook, gli amici di Facebook, gli amici dei miei gruppi WhatsApp e gli amici assidui, i nostri ascoltatori, la signora Antonietta Napolitani, il mio amico Vincenzo Boccarossa, il mio amico Carlo Senese insieme a fratello Luciano, tuo cugino Francesco Vallifuoco con la moglie Simona, detto bene Simona? Sì, esatto. Insieme ai figli Antonio e Guadalupe. Un forte abbraccio a tutti. Ho dimenticato qualcuno, che mi perdonasse. Buona serata a tutti, arrivederci. Appuntamento a domani, sempre start ore 18 nel nostro consueto appuntamento pomeriggio in musica. Domani dedicheremo un po' di musica italiana anni 60, 70, 80. Il prof ci delizierà dal suo repertorio musicale, la scaletta, la programmazione musicale per la giornata di domani. Grazie di vero cuore a tutti per essere stati sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Napoli Centrale. Appuntamento a domani, buon compleanno al prof, a domani da tutti gli amici di Radio Napoli Centrale. Buona serata a tutti. Tu vai dicendo che ti giù la sa
ma non ti pensi più che t'è inganato, ma è inutile che cerchi e ti giustifica, a colpa non è mia, dilla sta verità. Se stato tu, che questo cuore non l'hai mai capito, e me menato fascinato, sei stato tu, vicino a te. Io non sono stato mai un'ora felice, hai un sorriso e una parola dolce, vicino a te. Sto libro intitolato Amore, ma l'hai stracciato tu, ma sono fornuto tutto che li pena, ma non ti cerco più. Sei stata tu, te levo sulla te in questo cuore tu, ma ne faceva fa pensiero nero, lottato chiaro chiaro, lacrime e niente più. Quasi tardi le capire, non può tornare come una volta. Sono stato per tant'anni lo schiavo innanzi a te, ma ne distrutto suono e mo che vuoi da me. D'amore, ma l'hai stracciato tu, ma soffrenuto tu che li pe, oh non ti cerco più. Sei stata tu, tenevo sulla te in questo cuore tu, ma ne faceva fa pensiero nero, lottato chiaro chiaro, lacrime e niente più. Sei stata tu, sei stata